Salvati e non, titola la Padania in prima pagina. Noi speriamo di essere fra i salvati, nel senso che noi cerchiamo di salvarci con la forza delle nostre idee, delle nostre azioni. Buona domenica a tutti da Andrea Ancona dagli studi di Radio Padania Libera. Tra poco ci raggiungerà Alfredo Lissoni che sta preparando la seconda parte della trasmissione. Buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E come avete sentito iniziamo subito con la Padania, che ha questo titolo: mentre prosegue l'invasione di clandestini pagata 10 milioni al mese dai contribuenti, crollano i consumi delle famiglie, sempre più precarie, e chiudono 2 imprese ogni ora, falcidiate da tasse e burocrazia. La mancia elettorale di Renzi non basta e non è nemmeno previsto nessun Mare Nostrum per gli italiani. A me piaceva la vignetta, ma quasi 15 anni fa, o forse anche di più, mi pare su Repubblica, Mare Nostrum, ma fanno i cazzi lorum, questa è la realtà. E poi Berlusconi Show, nuova gaffe su Martin Schulz, quando gli diedi del capò, apri di cielo. Per i tedeschi i lager non sono mai esistiti, così dice Berlusconi. Poi Grillo sfrutta gli operai di Piombino per la sua campagna elettorale. L'economista Bagnai, alle europee voto Claudio Borghi. Poi Salvini dice Renzi ladro di democrazia. Napolitano complice, il leader leghista sulla convocazione del Premier al Quirinale per discutere dello stallo sulle riforme. Famiglie in trincea, crollano i consumi, azzerati gli sprechi, crisi economica e disoccupazione. Martedì in Consiglio regionale lombardo sarà l'argomento in Consiglio regionale lombardo. Poi muoiono 2 imprese ogni ora, tra i killer seriali la burocrazia. Nel primo trimestre del 2014 i fallimenti sono cresciuti del 22%, ma non si chiude solo per la crisi. Ogni anno le piccole e medie industrie ricevono 97 controlli da molti enti diversi. Il costo della pubblica amministrazione ha raggiunto i 30 miliardi e per pagare le tasse si chiede il prestito in banca. Poi c'è il referendum boom, moduli esauriti in molti comuni, continua il successo travolgente della raccolta firma promossa dalla Lega. Non solo coda ai gazebo, ma anche le segreterie comunali fanno i conti con la voglia di cambiamenti. Tu decidi, vieni a firmare, sostieni i nostri referendum, e l'adesivo e la parola d'ordine del movimento Lega Nord in questi mesi. Non solo Lega, anche il sindaco di Tribbiano, provincia di Milano, di Fratelli d'Italia, firma per il referendum del Carroccio. E in effetti devo dire che nei banchetti dove ero io e dove erano ovviamente altri, sono venuti a firmare consiglieri di Forza Italia, consiglieri del Nuovo Centrodestra e consiglieri di Fratelli d'Italia. Quindi il successo dell'iniziativa promossa dalla segreteria federale, da Matteo Salvini e altri, ha un successo enorme e dobbiamo farci raccogliere almeno 500.000 firme che in realtà, visto che ne scarteranno parecchio, si divertiranno bene a scartarli, io consiglio di raccogliere almeno 600.000. Legge Merlin, riforma Fornero nel mirino. Silvana Comaroli, senatrice della Lega Nord, difende il referendum promosso dal Carroccio. Pensare di debellare la prostituzione significa prendersi in giro, l'unica soluzione è regolarizzarla. Firmano gli elettori tutti gli schieramenti, perché è una questione sentita dalla cittadinanza, che riguarda la vita di tutti i giorni al di là del colore politico. I tempi sono maturi per abolire una norma figlia di un'altra epoca. Europa, i paesi ricchi col braccino corto, pochi aiuti. Un esempio, il salvabanche nell'esposizione totale verso gli stati in crisi. Gli istituti tedeschi incidevano per il 42%, quelli francesi per il 32%, mentre l'Italia era dentro solo per un 5%. Vediamo, il governo si svegli, serve subito un blocco navale. Questo è per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione. Salvini e Ranieri su Facebook, attesi altri 2000 clandestini. Mare Nostrum non funziona
e anzi rischia di andare ad aumentare il traffico di esseri umani ad opera di scafisti senza scrupoli. A Bari sono stati scoperti 12 siriani nascosti dentro un tir. E poi ancora, escalation in Ucraina, Kiev dura contro Mosca, vuole la guerra mondiale. L'attuale premier ucraino Yatsenyuk ieri a Roma in visita a Renzi dal Papa, ha accusato il Cremlino di voler far rinascere l'impero sovietico. E poi c'è Zaia, c'è un disegno per distruggere banche territoriali, il governatore ha partecipato all'assemblea dei soci di Veneto Banca, l'assise compatta in difesa dell'autonomia. Il presidente dice dov'era Banca Italia quando le aziende venivano travolte dalla crisi con 190.000 disoccupati e un centinaio di suicidi. Numerosi soci presenti per far fronte al momento delicato dopo l'ispezione di Banca d'Italia, con le richieste di aumentare gli accantonamenti e di rinnovare il board. E ancora a Brescia parte il No Slot Tour, il tour anti-ludopatia. L'articolo di Diego Morandi, Fabio Rolfi presenta iniziativa di sensibilizzazione targata Lega Nord. E poi c'è Simposio Gianni Brera, una stazione metà ligure metà milanese, nelle pagine, diciamo così, della cultura. E poi il Job Act, si legge precari per la vita, ci sono gli SMS che mandano i lettori della Padania, poi c'è l'anteprima non solo di Giuliano Citterio con la collaborazione di Roberto Maggi, tutte cose molto interessanti da leggere per capire. E poi c'è tutto il programma della Lega Nord sui gazebi e su dove è Matteo Salvini. E ricordo, fra le altre cose, Pontida, Pontida 14ª edizione, Pontida 2014, pardon, 1, 2, 3 maggio presso Area Feste, via Convento Pontida, dal giovedì 1 maggio si inizia col pranzo dei volontari con Salvini, poi il venerdì 2 maggio ci sarà il convegno Indipendentismi con Ettore Beggiato e Gilberto Neto, poi sabato 3 maggio ci sarà c'è la musica Chilometro Zero con un po' di artisti che adesso non elenchiamo, e poi domenica 4 maggio il raduno e i comizi dei politici. Vediamo il Corriere. Il Corriere, oggi si tratta sul nuovo Senato, Berlusconi, i tedeschi negano il lager, un caso europeo, poi c'è la messa dei due papi, 1 milione di fedeli. Oggi a Roma Bergoglio e Ratzinger celebrano insieme la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Poi il PD, andiamo alla politica italiana, e Serracchiani dice il PD vuole riforme, non le urne. Poletti, ministro del lavoro, piano giovani, governo pronto, ma le regioni sono ferme, secondo il signor Poletti, ministro del lavoro eletto da nessuno come tutto il governo, ministro diremmo noi abusivo. E poi c'è tutto il servizio a pagina 2 e 3 sulla beatificazione dei due papi, Wojtyla e Roncalli, per la canonizzazione, 1 milione di fedeli a Roma. 2 gesti gemelli cambieranno il rapporto con l'ebraismo. Il rabbino capo della capitale Riccardo Di Segni lo dice. E poi vediamo ancora sempre i servizi sulla Chiesa con tutte le etnie che verranno a Roma, anzi che sono già a Roma per presenziare a questa cerimonia, souvenir, rosari abusivi, sacro e profano a Roma. E questo è Roma comunque è sempre stato questa città di tanta cristianità ovviamente, ma tanto profano e tanto abusivismo e mercimonio. Riforme, stiamo per chiudere, Renzi apre la correzione sul Senato, oltre un'ora al Colle, facciamo tutto il possibile, l'orizzonte è il 2018. No al voto anche se vinciamo a maggio, lo dice Deborah Serracchiani, il vice segretario PD, le elezioni non sono la prima scelta, i numeri per l'Italicum ci sono secondo lei.
E dice la Serracchiani: se le europee vanno bene sarà difficile per tutti ostacolare le riforme. Ma io vorrei far notare alla signora Serracchiani che è vero, potrebbero andare benissimo per la sinistra europea, io mi auguro di no, però i numeri sono ancora quelli della Camera e del Senato, per cui se al Senato non ci sono i numeri, le riforme sarà un bel problema per voi fare le vostre riforme. E Grillo a Piombino: il PD è una peste rossa. Discorso davanti alle acciaierie chiuse, attacchi alla sinistra e ai sindacati. Ad ascoltarlo 3.000 persone ma pochi operai. E andiamo avanti sulla gaffe di Berlusconi, o quella che i giornali ritengono tali, io non mi esprimo. Per i tedeschi i loro lager non sono mai esistiti. Un caso la frase di Berlusconi: sul voto ci danno al 20%, se è così accendiamo un cero, sediamoci a un tavolo sul Senato, no ai sindaci in gita. E Berlusconi si riferisce ovviamente alla paventata riforma del Senato con i sindaci dei capoluoghi di provincia che dovrebbero far parte non eletti, come il Senato non sarà più un ente, sarebbe più un ente elettivo se passa la riforma Renzi. I sospetti trattativisti, la linea la decido io. L'ex Cavaliere teme nuove fuoriuscite dal partito, un accordo con Renzi che lo scavalchi. E Verdini, parlando di Romani e Rossi, si sfoga con gli ex colleghi dell'NCD. Il prossimo obiettivo di quelli là sono io. Andiamo avanti. Schulz, lui è il sinonimo dell'odio, sconcerto nel partito di Merkel, fuori dalla realtà. Tauber, leader CSU, dice parole assurde. Poi c'è Cosentino che si sfoga in un'intercettazione telefonica con la Daniela Santanchè. Le parole a Santanchè: Silvio come un padre, vorrei chiarire, parlare cosa gli hanno fatto. E dice ancora: neanche Dudu mi vuole più bene. Nelle nuove intercettazioni depositate a Napoli, anche Danna parla di un colloquio con Fitto, dice che se andiamo via ora finiamo come Alfano. Io propongo e sottopongo all'attenzione degli ascoltatori e anche di quelli che ci ascoltano per vedere di farci qualche trappola, qualche denuncia, ma le intercettazioni telefoniche dovrebbero riguardare delle cose, diciamo, che sono degli indagati di reato. Allora, se Santanchè o Cosentino sono indagato, eccetera, eccetera, vanno pubblicati. Se vanno pubblicati, non sono d'accordo neanche che si pubblicano, ma devono essere soltanto a disposizione dei magistrati e dei loro avvocati, devono essere pubblicate comunque le cose che riguardano l'inchiesta. Che la Santanchè e Cosentino dicono che Berlusconi non li conta più, non è una cosa rilevante penalmente, quindi non capisco perché questi dialoghi vengano ripresi, come se uno telefona alla sua fidanzata, viene intercettato e poi pubblicato sul giornale il contenuto della sua conversazione. Veramente una cosa che non sa né in cielo né in terra. Lavoro, c'è il piano giovani, ma le regioni non firmano. Poletti, parte il 1° maggio, ci sono Sardegna e Val d'Aosta, parte il piano lavoro. E lo saprà lui che cos'è il piano lavoro, insomma. E il famoso Job Act, per così almeno in inglese nessuno sa esattamente che cos'è e si può ben prendere in giro tutti. Poi i filorussi chiedono scambio dei prigionieri, 8 osservatori occidentali in mano alle milizie, la Crimea, Kiev ci taglia l'acqua, Putin adesso gioca col fuoco, è sempre più simile a Milosevic. Tablot ha rianimato l'irredentismo nato proprio in Italia. E c'è tutta la questione appunto dell'Ucraina, Crimea e compagnia bella. Poi c'è Franzose, socialmente pericolosa, per il perito può commettere altri reati. E chiudiamo qua col Corriere della Sera, che non ci dà nulla di più interessante. Andiamo con Libero. Lo scoop di Libero: rivolta contro le tangenti di Stato, dopo la confessione del finanziere salta il tappo, imprenditori e commercianti denunciano, c'è una dittatura fiscale, controlli e leggi sono fatti per spennarci, abbiamo 97 adempimenti burocratici, fiamme gialle e caccia alla talpa.
il governo, bisogna cambiare metodi di controllo e riscossione, servono più garanzia per i contribuenti. E poi c'è una vignetta con un titolo: Napolitano babysitter di Renzi, si vede Renzi, la caricatura di Renzi in braccio a Napolitano. Matteo Renzi chiede aiuto al Colle. Casta non morde casta, Matteo Renzi cancella i supertagli a Grasso e Boldrini, è l'articolo di Franco Bechis. Le europee di Silvia, Tedeschi capò, la gaffe voluta del Cavaliere al via della campagna elettorale. Appunto, nessuno mi toglie la testa, ovviamente, non siamo così fessi di pensare che Berlusconi non ci abbia ben pensato prima di lanciare questa frase qua. Evidentemente un risultato voleva ottenerlo, non so, magari scompiglia le carte. Comunque una frase così non si dice così a caso e a freddo, ovviamente. Gli imprenditori in rivolta, è uno stato di polizia. Galassi, piccola industria, rivelazioni che non stupiscono, Marchiori commercio, vessazione continua e regole incerte. Pozza, artigiani, non c'è libertà di impresa. È come dar torto a questi signori. Chi è a capo di una piccola impresa, di una media impresa, si accorge tutti i giorni delle vessazioni del fisco, di Equitalia e di chi più ne ha più ne mette, insomma. Raccontateci come il pizzo vi impone il pizzo legale. Dopo le rivelazioni finanziarie è giusto dare la parola a chi è vessato. Il rapporto erario-contribuente viziato dall'eccesso di tasse. Ci mancano solo le tangenti. E l'evasione contestata nel 2000 era 54,7 immagino milioni, nel 2012 quindi 54,7 nel 2000, nel 2012 84,3. E più si vessano i contribuenti, si vede a questo grafico, e meno si riscuotono tasse. Nel 2000 8,2 miliardi, adesso qua l'unità di misura i miliardi di euro, ecco, i miliardi di euro, quindi si parla di 54,7 milioni di evasione contestata nel 2000, 84,3 miliardi di euro nel 2012, somma effettivamente riscossa, questo è interessante, 8,2 miliardi nel 2000 e 2,2 nel 2012. Quindi più si stringe la morsa fiscale e meno e più c'è ovviamente meno c'è, diciamo così, somma riscossa, perché meno le aziende riescono a pagare. Questa è una cosa molto importante che deve far molto riflettere, perché non si può continuare a spennare la stessa gallina, perché poi rimane senza penne, e quando ha più penne che fai? Cioè non si può continuare veramente a strozzare le stesse persone. Fiamme gialle spiazzate, caccia alla gola profonda, la missione del governo, lotta all'illegalità snaturata. E andiamo avanti con Sempre Libero, mani del governo sulle pensioni dei professionisti, extra tasse sulle casse previdenziali privati, così l'assegno di medici, avvocati, notai sarà più magro del 12%. Napolitano stoppa Renzi, sulle riforme devi mediare, il Colle impone al Premier di trattare in aula, ma Matteo rilancia, siamo a un passo del risultato, da Silvio solo pulsioni elettorali, e annuncia che cambierà la burocrazia. Matteo Renzi alle prese con il rischio Vietnam, il capo di Stato nega al Premier il voto del 2014 e Forza Italia affila le armi sul decreto degli 80 euro. E le forbici finiscono nel cassetto, il Premier blocca la spending review, quindi il taglio delle spese eccessive, il Premier le blocca, bisogna spendere che lo Stato e gli apparati spendono molti soldi, e poi si va a strozzare le famiglie, si va a agire sui servizi, non dar servizi, farli pagare, strozzare le famiglie. Questo è il programma di Matteo Renzi.
Poi ancora il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, presenta le liste e apre la campagna elettorale e dice Belfieu impara a stare ai patti. Berlusconi avverte Renzi, quindi il Belfieu sarà Renzi. Italicum peggio del Porcellum, io mantengo la parola, lui ha cambiato le carte in tavola. Sulle europee con Matteo sempre in TV, se arriviamo al 20% accendo un cero e oggi il Cavaliere ospite della D'Urso. Il piccolo baratto del 4%, date anche a noi uno spazio in video, i sondaggi di NCD, Fratelli d'Italia, Viras, Lega, Montiani, e dice che la Lega Nord è al 5%, che l'NCD è al 4,5%, i Fratelli d'Italia al 3,7% e gli altri poco ci interessa, le frattaglie della sinistra. L'azzurro Antonio Tajani, il PD è diviso, non ha i numeri, senza di noi le riforme non le fa, e intanto però li le passano alla Camera. Caro Tajani, che cosa stai dicendo? Sta passando tutto, sta passando. I tuoi alleati, gli ex Forza Italia dell'NCD, votano la fiducia al Cavaliere. Allora è inutile fare i proclami, caro Tajani, perché poi passa tutto. E cosa ci direte dopo? L'unica opposizione è la Lega Nord. Il Cavaliere, la sfida europea, tedeschi capò. L'ex premier cita la vecchia battuta su Schulz. Non è un'offesa, ma per loro i lager non sono esistiti. Indignazione del Partito Socialista Europeo e del Partito Democratico. Ma la gaffa non è casuale. Silvio pronto a una campagna anti-Berlino. Senza lo sparacchio di Silvio, il 25 aprile langue. Per anni la sinistra ha mobilitato le folle in nome della rivoluzione, cancellando la verità. Ora manca il nemico da attaccare. C'è la foto del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, della segretaria del CGIL, Susanna Camusso, alle celebrazioni del 25 aprile a Milano. Poi ci sono i filopalestinesi che aggrediscono gli ebrei, ma per serra sono solo scontri verbali. Per la cronaca, gli ebrei sono presenti alle manifestazioni del 25 aprile con la loro rappresentanza delle cosiddette, che erano esistite ovviamente, le brigate ebraiche, e quest'anno ci sono inseriti i filopalestinesi, che non ci risulta che i palestinesi abbiano contribuito al 25 aprile in Italia. Ci sono i filopalestinesi che si sono infiltrati e la polizia non ha fatto niente, nessuno li ha cacciati, non c'entra niente, ma fa niente, no? Hanno aggredito gli ebrei e si vede che c'è chi ha diritto più di altri a stare in una manifestazione. Sarà una manifestazione della quale non c'entravano niente, fra le altre cose. Andiamo a cose meno terrene, più celestiali. Il giorno dei santi, Ratzinger celebra con Bergoglio. Oggi Roma ha 4 papi, l'evento seguito da 2 miliardi di persone nel mondo. Impensabile l'assenza di Benedetto XVI, con lui l'amico Giovanni Paolo II aveva molto in comune, comprese l'idea di dare le dimissioni. Più il mondo censura Dio, più si esalta per le tonache, da Scalfari a Pannella, Mangiapreti che si emoziona per il messaggio di un Papa. Il senso della canonizzazione, ricordare che la vera patria dell'uomo non è in terra. E poi la Francia dei compagni di classe, così Hollande dà lavoro agli amici, ma qua nulla cambia, come la sinistra lo fa qua, lo fa anche in Francia, non è una notizia. Andiamo avanti. Per gli psicologi del Tribunale Franzoni può uccidere ancora, queste sono cronache che non vorremmo mai commentare, quindi lasciamo il libero per dedicarci a Repubblica con i titoli. Tra poco andremo in onda con la pubblicità, fra 30 secondi, quindi inizio a leggere i primi titoli. L'Europa contro Berlusconi, Cavaliere per i tedeschi, i lager non sono mai esistiti, l'ira della Merkel, l'indignazione del Partito Popolare Europeo e del Partito Socialista Europeo, Renzi un'ora a colloquio napolitano per la roadmap su Italicum e Senato federale. Basta che mettono un nome altisonante, no? Preso, impreso, usurpato da altre questioni più gravi, questa roadmap sull'Italicum e Senato federale. Insomma,
poi in realtà è di come frego il popolo con l'Italicum e il Senato federale. E adesso andiamo in pubblicità. L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GNP Onlus è formata da volontari che si mettono a disposizione del prossimo in occasioni di calamità. L'attività svolta dai suoi volontari è completamente gratuita. Dai il tuo 5 per 1000 alla GNP Onlus. Codice fiscale 9404 08 50 276 oppure visita il sito gnponlus.org. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano combatte ogni giorno per cancellare il cancro. Insieme ce la faremo. Dai il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori. La tua firma conta molto. Codice fiscale 800 182 301 53. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quest'anno Pontida si fa in 4. 1, 2, 3, 4 maggio. Quest'anno a Pontida convegni su indipendentismo, identità, territorio, lavoro. Concerti gratuiti a chilometro zero nel più grande evento dell'anno. Giovedì 1 maggio, mentre sul palco romano sfileranno i soliti big della musica commerciale allineata, a Pontida alle ore 21 si terrà il concerto gratuito di Davide Van des Fros. Davide Van des Fros in concerto gratis giovedì 1 maggio, ore 21 a Pontida. Tutte le informazioni sul sito www.leganord.org. Eccoci tornati in studio e ci ha raggiunto Alfredo Lissoni. Ciao Alfredo. Ciao Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori. E allora, visto che oggi c'è un importante appuntamento per tutti i cristiani, quindi viene beatificato sia Papa Wojtyła che il Papa Buono Giovanni XXIII, quindi c'è una forte attesa per questo grande evento, ma così la Lega è anche attiva su altri fronti, per esempio quello delle vittime dell'amianto, di cui non si parla mai. Oggi un consigliere regionale al Pirellone, un consigliere leghista, Angelo Ciocca, sarà a Broni alle ore 11 in provincia di Pavia per una messa in suffragio per le vittime dell'amianto. La funzione si terrà nella chiesa cittadina di fronte al municipio in piazza Garibaldi alle 11 per l'appunto. Poi alle 12 Ciocca incontrerà i familiari sul piazzale della chiesa, quindi se militanti piuttosto che curiosi lo vogliono incontrare, lui sarà lì. Dico questo perché le vittime della fibronit, per esempio, sono vittime dimenticate. Una volta di più noi in queste situazioni ci siamo, gli altri se ne dimenticano. Quindi, insomma, così, se volete incontrarlo, oggi alle 11 a Broni, messa in suffragio nella chiesa di fronte al municipio in piazza Garibaldi. Torniamo alla nostra cronaca nazionale a questo punto, Andrea. Sì, poi vorrei darci qualche indicazione per il voto, come votare. Dobbiamo iniziare a... Beh, indicazioni di voto non abbiamo, indicazioni, ma come la scheda, le preferenze. Ci sono 3 preferenze, eccetera. Allora, diciamolo subito, anche perché oggi la provincia di Varese ha pubblicato un bell'inserto. Allora, il voto europeo il 25 maggio dalle 7 alle 23. Mi raccomando, un documento di identità. Ecco, si vota su un solo giorno, quindi non c'è più non c'è il lunedì per l'europeo, non c'è mai stato, quindi non pensare non vado di domenica perché vado lunedì, no, un solo giorno. No, quindi mi raccomando, è soltanto la domenica dalle 7 alle 23.
51 milioni gli elettori italiani, 24 milioni gli uomini, 26 le donne, vabbè, ma l'aspetto interessante è che il voto va espresso, attenzione, tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto, quindi la croce sul simbolo del partito. Si possono esprimere fino a 3 preferenze, una deve essere di genere, di sesso diverso, quindi per l'alternanza, insomma per le quote rosa, detto proprio fuori dai denti, quindi due maschi, una femmina, 2 femmine, un maschio, insomma comunque una deve essere di sesso. 3 maschi o 3 femmine vengono annullati i voti di preferenza. Esatto. Quindi dovete scrivere nome e cognome o solo il cognome del candidato prescelto, magari assicuratevi che non ci siano omonimie, però insomma è difficile. Allora mi raccomando, quindi fino a 3 preferenze, la croce sul simbolo, si vota esclusivamente domenica 25 maggio dalle 7 alle 23, documento di identità valido, mi raccomando. Ecco, torniamo a Repubblica. I tedeschi negano il lager, bufera dell'Unione Europea su Berlusconi, Schulz, da lui solo odio, gaff dell'ex premier, i socialisti europei spregevole, e sale il pressing sul PPE, ora dovete cacciarlo. E poi c'è lo sdegno della signora Merkel, io la considero una nemica dell'Italia, che dice che Berlusconi diffama ma non rappresenta più l'Italia, quindi perdona l'Italia nella sua benevolenza. È un diffamino. Un diffamino. Ecco. Avviso dai popolari, dice cose inaudite, ma e non può rimanere dove non si sa, magari anche dall'estero diranno chi devono essere i segretari e i presidenti dei partiti italiani, tra poco arriveremo a questo. E Alfano accusa Silvio, basta bugie. Forza Italia in campagna elettorale, immagino, è già una Bosnia. Cosentino tentò il patto con Fitto. E poi Grillo, PD, peste rossa, rivolteremo l'Unione Europea. Si vede questo Grillo che sta rigando la folla, ma si riprendono soltanto il palco, perché di folla io credo che ce ne sia ben poca. Sì, comunque lui si è detto sicuro di essere il primo partito all'Europea, rivolterà l'Europa come un calzino, insomma ha intenzione di andare a fare casini in Europa. Vedremo, perché lì sono abbastanza mastini, non è come in Italia. Sì. Napolitano Renzi, intesa con tutto il PD o sul Senato rischi, il Premier, ce la farò. Il capo dello Stato, irritato dai renziani che minacciano il voto anticipato per reazione alla frenata di Berlusconi, la replica, voglio arrivare al 2018. E poi Roberto Giacchetti dice Matteo Renzi si guardi dai conservatori Dem, c'è un pezzo di PD che contro tutto e invoca l'obiezione di coscienza su una riforma costituzionale. Poi c'è Paolo Romani, che Paolo Romani è il capogruppo del Senato di Forza Italia in Parlamento dal 94, secondo me ora che vado in pensione, ma questo è un pensiero mio. Sia l'Italicum, dice Paolo Romani, se si cambia sul Senato. E poi bonus IRPEF, cassa integrazione guadagni, tagli alla spesa, la manovra del 2015 vale già 25 miliardi. Al costo dello sconto fiscale si aggiungono 15 miliardi, monito Banca Italia, i risparmi indicati non bastano. E poi ci sono i grafici di monitoraggio del deficit del PIL, del deficit del debito del PIL, della crescita, della disoccupazione, della pressione fiscale, tutte diciamo così cose che dovrebbero andare benissimo secondo il governo, ma delle previsioni, no? Che tutto va bene, insomma, siamo sulla strada giusta, vediamo la luce in fondo al tunnel, ma sempre non finisce mai il tunnel. Non lo so, è vero, il tunnel c'è sempre la luce, ma il tunnel c'è sempre perché lo viviamo sulla nostra pelle, quindi loro possono vedere la luce, ma nel tunnel ci sono gli italiani. Appunto. E poi dal direttore del Tesoro al presidente dell'Inps, nuova raffica di nomine, questo è il nuovo di Renzi che avanza, questa è la sua spending review. In ballo 600 poltrone, tra cui vertici di FS, Istat e Agenzie delle Entrate. Nel mirino di Renzi 28 super burocrati, aperto il caso Mansione. E poi ancora il giorno dei 4 papi, anche Ratzinger torna in piazza per i nuovi santi, un pontefice emerito concelebra la messa, 1 milione a San Pietro, 10.000 agenti. Ruini dice centinaia di miracoli, Wojtyla cominciò da vivo a fare i miracoli.
Senti, posso dire una cattiveria? Prego. No, perché il Vaticano adesso ha un problema perché non sanno dove mettere i pellegrini, perché dalla Polonia, per esempio, arrivano una valanga di autobus piuttosto che un aereo carico. Questo perché hanno dovuto mettere i clandestini che sono arrivati. Allora mi sa che qualcuno in Vaticano sta cominciando a incazzarsi per questa cosa. Io metterei i clandestini nelle parrocchie, ecco, intanto, perché le parrocchie sono molto, ce ne sono tanti, ci sono in ogni paese, in ogni città, dappertutto. A questo punto sono molto confortevoli, sono pagati con i soldi dei contribuenti, no? E quindi se si vuole fare della carità, io inizio a fare carità partendo dal mio portafoglio, non dal portafoglio di altri. Ma poi la Chiesa ha anche un sacco di ostelli per la gioventù, a Bobbio, a Monza, a San Fruttuoso. Ma poi voglio dire, in ogni paese c'è almeno una parrocchia. Certo. C'è una caserma dei carabinieri, una parrocchia, infatti, sicuramente. Magari non c'è l'ospedale, non c'è la farmacia, però queste robe qua ci sono, ecco. Per cui se si ospitano lì farebbero bene anche e soprattutto alle loro anime. Poi iniziamo col giornale, Berlusconi verso le europee, schiaffo alla Germania, il Cavaliere parla dei lager e l'eurosinistra si scatena per nascondere la posta in gioco, dire basta la Merkel, questa è la posta in gioco secondo il giornale, Forza Italia Unita, tutti capilisse il 4 maggio a Bari per aprire la campagna elettorale, quelli incazzati invece iniziano da un'altra parte, quelli incazzati di Forza Italia quando lo dicono. Senti, una cosa polemica, tu sai quanto mi sia simpatico Berlusconi come un ascesso da operare senza anestesia, però allora sto discorso che ha fatto Berlusconi, che è la classica minchiata che dice l'italiano medio che non ha studiato, cioè la Germania ha sempre negato i lager nazisti, in parte è vera, in parte falsa, nel senso che durante la guerra non se ne parlava di questa cosa, i tedeschi sapevano benissimo che gli ebrei erano spariti, sono andati all'est a lavorare, i caporioni, quelli che si erano riuniti nel celebre gruppo della soluzione finale, sapevano benissimo che fine avrebbero fatto questi poveretti, per cui delle camere a gas, dei lager, si sapeva benissimo ma veniva negato. È stato negato subito dopo la guerra, tant'è che i revisionisti hanno detto che le foto pubblicate dagli americani e dai russi erano false ed erano ritoccate. E persino Simon Wiesenthal, il grande cacciatore di nazisti, nel suo libro Gli assassini sono fra noi, racconta il disappunto delle autorità della Germania libera quando lui segnalava che c'erano dei nazisti ancora in libertà, ospitati da paesi compiacenti come l'Argentina, eccetera. Quindi c'è stata questa cappa di omertà. Poi col tempo la Germania ha dovuto per forza ammettere quello che è successo, che ci mancherebbe, era sotto gli occhi di tutti. Per cui Berlusconi in parte ha ragione se si riferisce agli anni che vanno dal 40 al 50, poi per il resto no, ha detto la solita cazzata e poteva farne a meno. Ma oltretutto io penso che lui l'abbia detto con un motivo, perché non l'ha detto così in mezzo a un discorso, se l'è pensata bene l'ha detto, perché ha fatto riferimento anche, quindi finalmente se ne ha riferito a quel che disse, che chiamò Capò Schulz, dicendo nel mio film c'è bisogno di un capò, lei potrebbe fargli questo personaggio qua, ricoprire quel ruolo lì. Insomma, vediamo un po', poi c'è il nuovo che ritorna, De Mita candidato, il ritorno dell'eterna DC, De Mita si parla di Ciriaco De Mita, 86 anni, è candidato sindaco a Nusco, in provincia di Avellino. Io non so, adesso tu hai idea di con che partito si è messo? Io non lo so francamente, adesso magari lo vedremo nelle pagine interne. Con 97 controlli burocratici affondano le imprese, la carta bollata ci costa 30 miliardi. E poi il giorno dei quattro papi, oggi Santi, Wojtyla e Roncalli. E poi l'analisi del DNA svela le corna, se un tradimento cambia la storia, Napoleone III non era un Buonaparte. Ormai ammazza come sono veloci. Ma poi non è che ci cambia molto, vabbè, che lo fosse, non lo fosse. Il Cavaliere parla dei lager e l'eurosinistra si scatena, l'ex premier torna sulla polemica con Schulz, per i tedeschi i campi di concentramento non sono mai esistiti, il PSE indietro nei sondaggi usa il pretesto per scatenare l'offensiva. A me a volte sembra che Berlusconi sia pagato dagli altri, perché voglio dire, si deve fare sua campagna elettorale, doveva asfaltare l'NCD perché sono quelli che sono usciti e che l'hanno tradito, perché
tanto per essere chiari, nel suo momento peggiore di Berlusconi, questi gli hanno voltato le spalle, quelli che lui ha fatto eleggere gli hanno voltato le spalle, tanto per essere veramente chiari e onesti fino in fondo. Allora io mi aspetto che uno va a asfaltarli, no? E invece va a parlare di cose. Sì, che peraltro la sinistra ha sempre negato le foibe, allora se sì, vogliamo. Ma appunto, ma poi fare queste cose qua non serve, secondo me. La Germania e quel tabù rimosso per 20 anni, sociologi e giornalisti confermano fino agli anni 70 di Olocausto non si parlava. Poi Berlusconi scalda gli azzurri, le riforme sono le nostre, intervento a sorpresa a Milano, la presentazione dei candidati, l'obiettivo è il 20%, il partito ritrova l'unità, tutti i capolisti a Bari d'affitto per l'apertura della campagna. Poi il comizio show, l'uomo ovunque, con un diluvio di Renzi di questo tipo, accendiamo un cero se arriviamo al 20%. Frecciata l'NCD, le formazioni provenienti da noi hanno perso l'onore tradendo i cittadini. Poi ci sono i 5 big in pole position per quanto riguarda Forza Italia, ma questo credo che ai nostri ascoltatori poco interessa. E poi ci sono Schifani e Cicchitto senza ritegno, hanno paura e attaccano il Cavaliere. Ecco, questo ovviamente è il giornale di Silvio Berlusconi, evidentemente, quindi diciamo che qua le notizie sono date in una certa ottica. Senti, scusa se ti interrompo un attimo perché facciamo una precisazione. È arrivato un SMS che dice: ma pensa a te se devo mettere il nome di un uomo e di una donna, chi dice che visto che un uomo sia in gamba o viceversa si deve votare chi ritiene migliore, vabbè che tanto ormai è il nostro voto. Allora precisiamo, se mettete una o due preferenze non c'è problema, se ne mettete 3, ahimè una deve essere di sesso diverso, così è stato deciso. Se ne mettete 2 no, non c'è problema, quindi questo lo dico per non creiamo confusione negli ascoltatori. Quindi 1, 2 non c'è problema, 3 deve essere di sesso diverso. Meno male che non hanno fatto candidato 1, candidato 2, candidato 3. Ma guarda, transgender, vabbè, questa roba qua delle quote rose io non sono contrario. Vabbè. NCD in pressing su Renzi per tagliare fuori Forza Italia dalle riforme del Senato, scontro col PD su Scopelliti. Schifani dice Renzi deve essere attento a non cadere nella trappola di Berlusconi. E poi Cicchitto parla pure lui e dice Alfano e la Boschi hanno ragione sulle riforme, abbiamo la maggioranza, abbiamo noi che eravamo prima di Forza Italia eletti con i voti di Berlusconi e siamo andati in un altro partito, abbiamo la maggioranza, è giusto così. Il gelido ritorno di Letta ignora Matteo Renzi, l'ex premier scrive una lettera al Corriere senza mai nominarlo. Napolitano spiega al premier come fa la riforma del Senato. Nel faccia a faccia al Colle, il capo dello Stato chiede a Renzi di migliorare la legge, di mediare con Forza Italia e la minoranza PD. Aule ferme piene di odio, un Parlamento da buttare, la Camera sempre più estremista, il Senato anestetizzato dagli alfaniani, 2 palazzi sinistri che vivono nella paralisi e non esistono vie d'uscita. E poi c'è De Mita, ecco qua De Mita. A volte ritornano, credo fosse morto. Guarda. Ecco, l'ex leader DC si candida a Suanusco, carica che gli spetta come premio a una carriera da rivalutare. Ma sì, rivalutiamo, i soldi degli Irpini, miliardi e miliardi, dove sono finiti? De Mita, sindaco a 86 anni, a 90 anni cosa lo fanno? Presidente? A 150? Insomma, però io poi mi leggerò un po' su attivo perché mi interessa sapere con che partito si è candidato questo, perché veramente qualunque sia il partito è da mettere al bando il partito. Uno che a 86 anni candida una testa gloriosa, perché ne ha fatte tante come De Mita, è una cosa, è il peggio del peggio della vecchia politica. I 97 controlli dei burocrati che soffocano le imprese, i dati della CGA di Mestre. Ogni anno gli enti pubblici sommergono le aziende con carte bollate e ispezione, il sistema Italia ci rimette 30 miliardi di euro. Poi l'intervista di Antonio Tajani, nel dramma degli artigiani falliti il governo Renzi ha gravi colpe, ma non solo il governo Renzi, caro Tajani, perché non è che da qualche mese gli artigiani sono andati a gambe per aria, sono anni
sono anni. L'IRAP, che anche Forza Italia, PDL, eccetera, ha promesso che toglieva l'IRAP, che è la tassa più odiosa, più ingiusta, si paga l'IRAP su quanto paghi i dipendenti. Tu hai tanto dipendenti, più ne hai più ne paghi, quindi incentiva il lavoro nero, l'IRAP. E poi sulle passività bancarie, visto che non mi puoi tassare se non ho attivi, bene, ti passa sulle passività. Questo è. E poi si lamentano, caro Tajani, ma tu dov'eri? Ma tu eri nella maggioranza della maggioranza. Vabbè, comunque. E poi c'è la canonizzazione, festa della preghiera, chi arriva dalla Cina che cammina 38 giorni, il mondo in San Pietro, atteso 1 milione di persone, lunghe code alle tombe dei santi, spopola la maglietta con la scritta Io c'ero. Ed è il giorno dei 4 papi, Angelo e Carol oggi santi, Bergoglio e Ratzinger sull'altare per la prima volta da che è nata la Chiesa, 2 pontefici celebrano insieme, messa insieme, Roma per 24 ore torna Caput Mundi. E poi c'è un miracolo, credo, era addormentata dopo un incidente stradale avvenuto negli USA. Ciao Ebe, lei si sveglia dal coma, la ragazza di 26 anni, si è sentita chiamare i suoi genitori, si sono appellati a Carol Wojtyla, ovviamente. Vediamo un po' cosa ci dice ancora il giornale. Kiev cerca mamma America e toglie l'acqua alla Crimea. E poi c'è politica estera, ci sono cose che non... Vabbè, la storia della Shoah all'asilo, l'Israele si spacca sulla riforma. Questo non è politica italiana, comunque era doveroso dalla notizia. Poi di interessanti il giornale non ci dà più niente. Poi c'è il giorno, il quotidiano nazionale, c'è la foto di Wojtyla, la notizia del giorno ovviamente è questa, e in prima pagina stop ai miliardi UE buttati, i 30 miliardi di fondi sprecati, interviene Del Rio, dobbiamo recuperare quei soldi, il governo gestirà direttamente i piani, riforme, Renzi al Colle si chiude sulle riforme ovviamente. I tedeschi negano il lager, bufera su Silvio, poi c'è l'intervento di Cesare Damiano, sbagliati i tagli all'editoria. Poi c'è la perizia sulla Franzosi, socialmente pericolosa e da curare. Ma scusa, non erano quelli della sinistra che la menavano che non bisognava dare soldi pubblici alle testate? Sì, assolutamente. Però dipende da quale, a quale testata. Ovvio, ma poi si sa. Poi c'è tutto il mondo a Roma per i 2 papi santi. Ratzinger sarà accanto a Francesca alle ore 10 la messa di canonizzazione, quindi fra qualche minuto, ma io consiglio comunque di ascoltare al di là di tutto. Tra poco avremo Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, che ci farà il punto della situazione, degli impegni e di quanto succede, quanto sta vedendo nel nord Italia. Preghiere, sacche a pelle e chitarra, tutti i colori della notte bianca, gremiti le piazze romane, il rischio pioggia non spaventa i fedeli. E poi ancora Roncalli e Manzù, il miracolo svelato, Capovilla Giovanni pensò di lasciare. La moglie dello scultore stava male, parla di Giovanni Paolo II, evidentemente il pontefice pregò e lui guarì. Stava male lo scultore, ovviamente, ma certo. Perché di là fanno i titoli che sono tutto un programma, però è vero. La Polonia e la crisi della fede, smarrita la lezione di Wojtyla, anche nel paese a tradizione cattolica avanza la secolarizzazione. E poi ancora fondi UE, corsa contro il tempo, possiamo recuperare quei soldi. Del Rio incassa l'ok di Bruxelles, li sposteremo su progetti già pronti. Energia verde, scuola e superweb, ecco come buttiamo 3 miliardi, va meglio con la ricerca, al rischio i finanziamenti per la TAV. E poi c'è la frase sempre di Berlusconi, lager mai esistiti per i tedeschi, nuova bufera su Berlusconi, anche il giorno della notizia,
Renzi ha rapporto con Berlusconi, da Napolitano, perdono. Questo ormai siamo invasi da Berlusconi. E riforme si chiude, niente voto. Il Premier sale al colle e assicura governo per tutta la legislatura. Matteo vede Manuel gemello di Francia, un asse con Valls contro il rigore europeo. Vabbè. E andiamo avanti a vedere se c'è qualche notizia interessante, ma non credo, perché ormai le notizie le abbiamo. C'è Razzi e le 1000 donne di gioventù, ma questo Razzi ci ha stufato però. Ma non se lo filava nessuno, ma non so neanche chi sia, non mi interessa neanche saperlo. Se non era per Crozza, guarda. L'ho sentito sulla Zanzara io, sì, che continuo a imperversare alla Zanzara, che fra l'altro c'è Razzi quando si è sposato, Razzi adesso, Razzi domani, saranno Razzi dopodomani, suoi, esatto. Ognuno si faccia i razzi suoi. Appunto. Ora sono fedele anche a Silvio, il senatore, magari Berlusconi avesse conosciuto prima la Pascale. Vabbè. Di questo si occupa insomma il giornale. Una sola d'amore, un figlio, i sogni di Lucia dopo l'acido, quella studentessa che è stata sfregiata con l'acido. Farei la volontà del centro, grandi ustionati, e questo è stato un dramma, ovviamente. È meglio dare notizia di queste cose qua, che si sappia insomma cosa succede. Lo stalking, il femminicidio, esatto. Viva, però, sì, però sfigurate, ha fatto non so quanti interventi per riacquisire una fisionomia che insomma che gli faccia anche onore. E poi vedo che qua il giorno non dà grandi notizie, insomma. Va bene, allora io voglio ricordare che dopo ci collegheremo con Matteo Salvini e potete mandarci gli sms al 346 6427 756. Dopo la pubblicità apriremo le linee telefoniche 02 6620 3529, lo ripeto più lentamente, 02 6620 3529, gli sms al 346 6427 756. E ovviamente siete tutti invitati al grande appuntamento di Pontida, non soltanto perché, detto Internos, ci sarà la bella musica portata in CD da Semivarin e i libri, anche quelli sugli UFO scritti dal sottoscritto. No. Sì, ci sarà uno stand con i libri. In realtà abbiamo voluto fare questo anche perché ci rompeva un po' le scatole che la sinistra si allarghi sempre la bocca come i detentori della cultura. Ebbene, grazie a una casa editrice che condivide le nostre idee, avremo uno spazio librario, sarà uno spazio librario con tanti testi che potranno interessare i nostri radioascoltatori, per esempio una biografia di Marco Daviano, il celebre religioso che si oppose all'invasione dell'Islam, testi che spiegano che cosa sia l'Islam oggi, testi sugli UFO, il bel libro di Stefania Genovese, Alieni. Sapete che Stefania ci aiuta sia per l'angolo di Tommy e Milù che per Padania Misteriosa, quindi è una analisi approfondita di quello che si sa oggi sia dal punto di vista ufologico sia dal punto di vista scientifico degli extraterrestri. Poi testi di miracolistica, anche di grandi santi padani, visto che oggi si sta parlando della beatificazione di due papi. Bene, per esempio avremo i libri di un padano famoso come San Giovanni Bosco, che insomma era veramente un personaggio eccezionale. Allora un menù molto ricco. Si inizia giovedì 1 maggio alle ore 12, pranzo dei lavoratori con Matteo Salvini. 1 maggio festa dei lavoratori, per i cattolici anche la festa della Santa Pazienza in tutti i sensi, perché questi lavoratori di pazienza ne devono avere veramente tanta. Anzi, l'invito ad andare a firmare per i nostri referendum, ce n'è uno particolarmente importante che riguarda gli esodati, si può ancora firmare sia i gazebo della Lega, trovate l'elenco sul sito vieneafirmare.com, oppure tutti i giorni sulla Padania, o potete andare a firmare nei comuni. 350.000 esodati creati con uno schiocco di dita dalla Fornero, quindi insomma muoviamoci perché questa porcheria si può e si deve abolire. E allora Matteo Salvini incontrerà i lavoratori il 1 maggio alle 12, ci sarà poi un suo intervento e dalle 19 poi apertura del ristorante e del bar e il concerto alle 21 di Davide Van des Frost. Venerdì 2 maggio dalle 16 convegno indipendentismi con Eva Klotz,
Ettore Beggiato, eccetera. Alle 17:30 convegno Futuro è con Camillo Langone e Aurora Lussana, e poi la sera musica, giochi, incontri, appuntamenti vari. Sabato 3 maggio si inizia alle 18 con un mega concerto di musica locale. Questo direttori artistici e presentatori saranno Giovanni Polli e Sammy Varin, che conoscete benissimo, e poi il clou domenica 4 maggio alle ore 9, apertura del gazebo sul Pratone, dalle 11:30 gli interventi politici. Quindi insomma ce n'è veramente tanto. Dove? A Pontida, nell'area feste in via Convento, giorno 1, giorno 2 e giorno 3, e poi invece il 4 di maggio direttamente sul Pratone. Andrea, volevi dire qualcosa? No, niente, poi sul giorno ci sono i candidati PD, Movimento 5 Stelle, anche della Lega Nord, con Matteo Salvini capolista, Claudio Borghi come secondo, poi c'è Gianluca Bonanni, Bonanno, Francesco Bruzzone, Irene Aderenti, Daniele Bellotti, Angelo Ciocca, e poi tutti gli altri, gli 20 candidati alle europee per la circoscrizione nord. Senti, scusa, no, in tema di par condicio vedo che il PD ha messo come capolista Mosca. Questo è un ricordo dei tempi che furono. C'era poi la Mercedes Bresso, Sergio Cofferani, Patrizia Toia. Però alla grande, vabbè, poi la incazzano. Vabbè, insomma, no, per carità, ognuno porta chi vuole, ci mancherebbe. Va bene, diamo la linea alla regia. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Eccola là, mia moglie. Sono 2 giorni che mi sta addosso perché vuol lavare le tende. Ma non ho mica più 20 anni io. E se cado dalla scala? Ma Mario, smetti di lamentarti e chiama la GMG. Con il loro sistema su e giù puoi far scendere le tende senza usare più la scala. Davvero? Certo. Chiamalo 02 36 51 64 40 o visita il sito gmg-srl.net. Su e giù per non cadere più. 02 36 51 64 40. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcollan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta, Andrea Ancona e Alfredo Lissoni. So che ci state seguendo anche su Google Plus, quindi in diretta video in Hangout, si digita plus.google.com e ci agganciate, oppure andate direttamente sul sito della radio, da lì c'è il link diretto per vederci in viso. Insomma, va bene, saremo belle figliole, ma abbiamo il nostro charme. Io ho un perché anche. Perfetto. Perché? Perché? Non lo so. Sentiamo una telefonata intanto. Pronto? Pronto, ciao ragazzi. Ciao. Allora, signore dell'Irpinia, come cazzo si chiama? De Mita è dalle mie parti. Quando c'è stato il terremoto lì in Irpinia, sono andati proprio al mio paese, e Cainarca ne sa qualcosa, perché io ho fatto una trasmissione con una signora lì a Napoli, che facevamo battiti, e dice: signore, si ricorda di Torre dei Nocelli? Sì signore, vabbè, chiudiamo lì.
chiuso qua. Poi Berlusconi cosa vuole? Che cazzo vuole questo badante che continua a dire? Io l'ho letto su Milan Now, leggete anche voi che c'è ancora. Berlusconi contro Maroni. Perché? Ditemi perché, perché il culo a caldo lo vuole avere anche lui. Ma non si vergogna questo qui, non si vergogna. Grazie Maria. Ma insomma Berlusconi ha detto: mi consenta, non volevo i servizi sociali, i servizi sociali, qua sono tutte vecchie. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Telefono perché vorrei ricordare a tutti che quella pagliacciata che stanno facendo oggi a Roma la paghiamo noi, se lo paga lo Stato italiano, cioè i cittadini con le proprie tasse. Allora, visto che in Italia c'è un codice penale e ci sono due articoli, uno è la circonvenzione di incapace e l'altro è l'abuso di credulità popolare, e visto che qui parliamo di miracoli, ricordo sommessamente che quel ragazzo di Brescia a cui è cascata addosso la croce, quella croce era di Papa Wojtyla. E sapete dove abitava questo ragazzo? Ironia della sorte, in via Papa Giovanni, alla faccia dei miracoli. Comunque ricordatevi che le cretinate le paghiamo noi, poi quando Roma, il comune di Roma ha dei deficit paurosi e spaventosi, li dobbiamo pagare noi con le nostre tasse, cioè noi dobbiamo tirare fuori dei soldi per mantenere il popolo bue, per poterlo controllare, nell'ignoranza e nella stupidità e nella superstizione. Buongiorno. Va bene, grazie. Beh, non sono d'accordo con questa impostazione, nel senso che, per carità, poi sui discorsi di fede, appunto, è fede, quindi non si discute. Poi figuriamoci, io che invito sempre Biglino, che ha una rilettura molto particolare della Bibbia, quindi non sono più indicato a parlare. Diciamo che sì, è vero, indubbiamente lo Stato italiano contribuisce a questa cosa, poi miracolo o non miracolo, c'è un giro di soldi notevole, perché si sa, insomma, un sacco di pellegrini, quindi l'economia gira anche. Poi comunque, vabbè, insomma, devo dire... Papa Giovanni era comunque un padano, quindi già questa cosa me lo rende simpatico. Papa Wojtyla, comunque, piaccia o meno, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della Chiesa, nella storia di questo paese, nella storia del pianeta, quindi poi uno, se vuole contestare i miracoli o meno, va bene. No, ma lì parlava però di questa coincidenza, la croce con sì, vabbè, Papa Wojtyla, è lui che abitava in via Papa Giovanni, insomma, forse gli esoteristi hanno qualcosa da dire in merito. Sì, va bene. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Filippo da Genova. Salve Filippo, ci dica. Faccio un grosso saluto a quel signore che ha telefonato prima di Torino, sono d'accordissimo, perché abbiamo visto, ripeto, la Francia si è levata quella maledizione, quella disgrazia del Vaticano e ce l'hanno arrembata noi in Italia, e purtroppo continuiamo a vedere queste schifezze che vediamo di questi personaggi, i più ricchi del mondo, e vengono a predicare di Gesù Cristo, ma dovrebbero fulminarli tutti Gesù Cristo con la gente lì. Grazie, ho finito. Grazie, salve, poi un commento lo facciamo dopo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Tocca a me? Sì, buongiorno, ci dica. Franco da Cuneo. Sì. Dunque, l'altro giorno stavo andando su una strada a trovare un mio amico e c'era il solito posto di blocco dei carabinieri, che non si sa bene che cosa servono, no? E contemporaneamente su Radio 24 sentivo che i signori sindacati, i soliti, hanno detto: se non succederà così blocchiamo la città, no? Ora, a me avevano insegnato educazione civica a scuola che c'è un reato che dice diffusione di notizie false e tendenziose a turbare l'ordine pubblico. Poi mettiamoci, non so, quando si mette Grillo, quando si mette Alberto Perino, quelli di Nottava. Allora io invito ancora una volta tutta la gente che viene fermata per strada di chiedere ai signori forze dell'ordine, che sanno benissimo chi sono i Nottava Global, i centri sociali, chi è fisicamente con nome e cognome. Noi abbiamo diritto di sapere chi è che dà l'ordine di non far niente a questi qui. Perciò con la Costituzione ormai non vale più niente. Ci sono dei miti che sono sindacati, Nottava Global, centri sociali, che possono fare quello che vuole. Noi dobbiamo chiedere nome e cognome di chi è che dà l'ordine alla polizia e ai carabinieri di non far niente a questi, magari qualcosa cambierà. Va bene, grazie, buona giornata. E noi siamo collegati telefonicamente con il nostro segretario federale Matteo Salvini. Ciao Matteo. Buona domenica dal Parco Sempione di Milano. Ecco Matteo, sei insomma, sempre in pista, incontri persone, sostenitori, militanti.
mattina c'era la partenza di una corsa con alcune migliaia di persone per Teleton, per la ricerca sulle malattie genetiche, sulle malattie rare, quindi c'erano bimbi, c'erano famiglie, siamo venuti a fare 2 passi. Io non corro, non ho assolutamente il fisico, c'era il percorso da 3 km e quello da 10 km, io ho scelto il percorso da 300 metri spingendo la carrozzina, quindi mi defilo e mi autodenuncio come non in grado di correre per 10 km. Chiaro. Beh, ma stai correndo molto per la politica, direi, perché ti stai dando un da fare incredibile. È quello, ci mettiamo il nostro, appunto, anche perché qua si parla di malattie genetiche. Avere una sanità d'eccellenza, avere i soldi per fare ricerca, avere ospedali all'avanguardia dipende anche da scelte politiche, quindi ci stiamo mettendo tutta l'energia possibile. Senti Matteo, oggi i giornali sono tutti su Berlusconi che litiga con la sinistra per il discorso dei lager eccetera, che a me onestamente sembrano delle cazzate terrificanti, al di là del significato che uno può dare, non entro nel merito di quella voglio di sapere se c'è un solo ascoltatore a cui cambia la vita, se c'è l'accordo fra Berlusconi e Renzi sulla riforma del Senato e sulla legge elettorale, a cui gliene frega qualcosa del litigio fra Berlusconi e Schulz sul fatto che i tedeschi riconoscano o non riconoscano i lager nazisti. Siamo veramente al delirio. Intanto la Marina Militare preannuncia 2000 sbarchi tra oggi e domani, con tutti i rischi non solo economici ma sanitari che ne conseguono. Quindi mi sembra che veramente ci sia una politica che vive su Marte e qualcuno come la Lega che si ostina a voler affrontare, buongiorno signora, affrontare e risolvere problemi concreti. Io preferisco stare coi piedi ben piantati per terra. Ecco, i piedi ben piantati per terra. Ciao Matteo, sono Andrea, c'è la Padania che fa vedere una foto di una saracinesca chiuso causa fallimento. Questa è la vera realtà del paese. Ma sì, sono usciti ieri i dati sull'artigianato, poi rispondo volentieri a qualche telefonata. Sì, ce n'è una per te, se c'è qualche domanda. In 5 anni hanno chiuso 75.000 imprese artigiane, vuol dire 15.000 imprese all'anno. Non sono forte in matematica, però in un anno ci sono 360 giorni, quindi fate voi il conto delle decine e decine di aziende che oggi, che domani, che dopodomani, che martedì chiuderanno. E queste magari non fanno notizia perché non sono le grandi fabbriche, però sono famiglie, sono imprese artigiane che hanno decenni di storia, sono 2, 3, 4, 5 persone alla volta. È una strage, quindi nessuno mi toglie l'idea che oltre ai problemi italiani che ci sono purtroppo da sempre, che la Lega combatte da tanto, in questi ultimi anni sia intervenuto a livello europeo qualcosa di disastroso per la nostra economia, vincoli europei, l'euro soprattutto e soprattutto. Prendiamo qualche telefonata per Matteo. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno signor Matteo. Io vorrei un commento sugli italiani. In che senso? In questo senso, vorrei capire, gli italiani capiscono che cosa vuol dire tutta questa gente che arriva, questi sbarchi, oltre che i soldi che gli diamo, le malattie tipo Ebola, la sifilide e tutta questa roba che ci portano. Poi un'altra cosa, ma mi scusi, tutti i soldi che diamo, cioè io in Gesù credo, ma non credo nei preti, non credo nel Vaticano, non credo nella religione di questa gente. Perché? Perché dobbiamo sempre pagare il Vaticano per tutte le sue manifestazioni che fa? Perché non se le paga lui? Perché non paga l'IMU? Perché i sindacati non pagano e non comunicano i loro bilanci? Perché? E poi un'altra volta, perché gli italiani e i leghisti non vanno a votare? Grazie signora, l'altra telefonata per Matteo, grazie. I leghisti non vanno a votare. Abbassi la radio per favore. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Sì, sono Lino di Cantù. Sì, dici Lino. Dunque, riguardo a quello che sta succedendo a Roma oggi, vorrei dire 2 cose. Allora, primo che, a parte la simpatia enorme che ho per Papa Giovanni, che è nel cuore di tutti i padani, no? Ecco, però vorrei che ci si soffermasse
sulla piaggeria di tutti i mezzi di informazione nei riguardi del Vaticano e soprattutto di questo Papa e di Papa Francesco. Cioè tutti schierati, non una voce critica, non una voce che esprima qualche dubbio, questo non è sospetto, cioè questo è certezza che questa gente, giornalisti eccetera eccetera, ci marciano. L'umiltà di questo Papa mi sembra anche un po' finta, perché deve sempre avere le telecamere appresso, compreso la sceneggiata che ha fatto a Lampedusa, che è una cosa veramente abominevole, se pensiamo poi alle conseguenze che può determinare un atto del genere. Grazie. Un'altra telefonata, poi le risposte di Matteo Salvini. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, viva il Veneto, viva la Padania, sono sempre Filippo da Genova. Sì. Volevo dire che mi sono dimenticato di dire la stupidità di noi dobbiamo dare la pensione ai preti a uno Stato più ricco del mondo, lo IOR. Va bene, grazie Filippo, sentiamo Matteo Salvini. Matteo? Io l'8 per 1000 non lo do alla Chiesa Cattolica da tempo, con tutto il rispetto per le tantissime cose buone che fanno, per gli oratori, per le parrocchie, per le missioni all'estero, però appunto ci sono troppe ombre sulla gestione di migliaia di miliardi dalla Banca Vaticana alle immense proprietà, e un po' di ipocrisia appunto dell'andare a Lampedusa dicendo avanti, accogliamo, abbracciamo, ospitiamo, finanziamo, quando in Italia ci sono 1 milione di famiglie, questo è il dato di questa settimana, senza un reddito, senza una lira, famiglie con figli. Ora è chiaro che il Papa fa il Papa e per lui sono tutti fratelli, e chi fa politica invece deve rispondere prima a chi gli paga lo stipendio, dal mio punto di vista, quindi prima alla nostra gente, con tutto rispetto per le vite da salvare, però ci sono 4 milioni di italiani disoccupati, quindi questa, da politico, è la mia priorità. È che stiamo vivendo in un tempo in cui le televisioni decidono di creare gli eroi, lo si vede col Papa ma lo si vede anche con Renzi, che probabilmente oggi passeggerà sulle acque senza neanche bagnarsi i piedi. Torno alla domanda, qualcosa può cambiare? Sì, si può scegliere, si può invertire la rotta, si può decidere, si può cambiare, ma bisogna fare la fatica di votare, di partecipare, di capire, di arrabbiarsi, di proporre, di criticare. Se del caso io non voglio solo telefonate su Radio Padania Libera di gente che dica va bene, a volte magari va male, non ci accorgiamo che stiamo sbagliando qualcosa. Ditecelo, il peggior nemico dei popoli è l'indifferenza. Quindi l'unica cosa che non sopporto è l'indifferenza. Preferisco chi non la pensa come me e si confronta realmente con me, non l'indifferenza. Detto questo, l'aria è buona, non dico i sondaggi perché non mi interessano, ma sono buoni pure quelli. Vi aspetto veramente in tanti a Pontida domenica 4 maggio, domenica prossima, lì si può fare la differenza, lì se le telecamere di tutto il mondo e di tutta Italia riprenderanno un mare di gente sorridente, pacifica, ma non più disposta a subire in silenzio, lì possiamo veramente fare la differenza anche solo con la presenza fisica. Quindi è un appello che faccio a chi ci sta ascoltando in questo momento, che non sa se venire o non venire, se ne vale la pena o meno. La sola presenza fisica, la sola presenza numerica, ogni bandiera, ogni sorriso, ogni stretta di mano, domenica 4 maggio a Pontido faranno la differenza. Ci sono già 50, 60, 70 pullman organizzati da tutto il nord, quindi nessuno può avere la scusa di dire non so come arrivarci. E allora, ultimo giro di telefonate per Matteo Salvini, prego tutti di essere un po' rapidi però. Pronto? Sì, mi parlo da Brescia, sono Rosa. Salvini, ti pregherei anche, oltre che uscire dall'euro, parlare anche dei trattati. Si capisce che uscendo dall'euro si può uscire anche dai trattati cambiali, perché tutti si basano su quello, no? Parlane anche tu, perché quando vai in televisione è meglio che te lo dica, specialmente il trattato di Dublino, la Bolkestein, Maastricht e tutti quanti, quello di Zurigo, insomma, sappiamo come ci impegnano su quelle cose lì. È giusto fare anche dire quello, no? In quanto al Papa, quello che mi ha fatto un po' rizzare i capelli, che ha telefonato a Pannella, lui che è contro la famiglia, per l'aborto e così via, per far uscire tutti
i detenuti facendo l'amnistia, è una cosa pazzesca questa qui. Io non... Grazie signor Malpapa, chiama tutti, quindi non è che... Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Gabriele Torino. Sì. Salvini grande. Io da leghista vorrei che si sottolineasse il fatto che per ogni azienda che chiude, anche il piccolo artigiano che ha la ditta individuale, sono 3.000 euro all'anno di INPS in meno, e questo bisogna ricordarlo a tutti i pensionati. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie, un'altra telefonata, pronto? Com'è? Sì, ci dica, buongiorno. Ciao Andrea, un saluto a Matteo Salvini. Matteo, ascolta, volevo solo dirti una cosa. Al di là dei problemi di fede che stanno tirando in piedi adesso i radioascoltatori, secondo me è giustissimo quello che è. Noi abbiamo problemi molto più importanti, aziende che chiudono, extracomunitari dappertutto. Secondo me una battaglia che va combattuta dalla Lega, te lo dico proprio man mano che passano gli anni divento sempre più, 1, euroscettico e 2, anti-italiano. Secondo me dobbiamo cercare la maniera, quindi secondo me partire dal Veneto, per l'indipendenza della Padania. Dobbiamo ritornare ancora a queste battaglie, Matteo. I Veneti sono quelli più avanti, cerchiamo in tutti i modi di portare avanti la battaglia per il Veneto. Se riusciamo a portare avanti questo benedetto referendum per l'indipendenza dal Veneto e facciamo una crepa nel muro italiano, in 2 secondi viene giù tutto. Portiamo avanti la battaglia dei fratelli veneti, concentriamoci, te lo dico da lombardo, ma portiamo avanti veramente la battaglia dei fratelli veneti. Grazie. Ciao, Padania libera sempre. Ultima telefonata per Matteo, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, io sono Paolo, oggi mi trovo a Cinamulera, comune di Piedimulera, Valle Ossola, provincia di Verbania, qui di Ossola. Sì. Io chiamavo per partecipare, che sono presente qua per una ricorrenza, un'inaugurazione di un monumento agli alpini della prima guerra mondiale caduti sul fronte austriaco, e volevo partecipare a questo, insomma, ai miei fratelli padani, di ricordarsi anche, insomma, degli alpini che sono stati molto importanti e ancora oggi sono molto importanti. Grazie. In Regione Lombardia si sta lavorando su questa cosa. Matteo? Parto dagli alpini, ci sarà la Dunata Nazionale a Pordenone 9, 10, 11 maggio e io ci sarò, è la mia prima volta, ci sarò invitato dagli amici di Pordenone, da tanti alpini, ci sarò la sera di venerdì 9 e la giornata di sabato 10, perché quello degli alpini è stata una rapina di Stato, è stato un omicidio di tradizione, di corpo, di orgoglio, di comunità, quando lo Stato italiano ha soppresso le brigate, accorpato, snaturato, ammazzato, ecco, non si può togliere l'orgoglio alle penne nere, quindi sarò ben volentieri a Pordenone, perché la Lega questa battaglia l'ha fatta e la farà e continuerà a farla, perché non diamo per perso quello che è un patrimonio di cultura, di storia e di eroismo che ci invidia tutto il mondo. Un abbraccio a tutte le penne nere, giovani e meno giovani, che ci stanno ascoltando. Sul Veneto stiamo facendo il possibile e l'impossibile. Il referendum è stato approvato finalmente dalla prima commissione, quella affari costituzionali in Regione Veneto, dopo mesi di battaglie della Lega, e adesso la palla passa ai consiglieri regionali. Se ci sarà una maggioranza del 51% sulle 2 proposte, statuto speciale o indipendenza, la palla passa ai veneti. Sicuramente lo Stato italiano non starà a guardare, sicuramente dirà che è illegale, che è incostituzionale, è impossibile. Non c'è niente di impossibile, il mondo lo cambiano le persone di buona volontà che si mettono insieme e fanno le battaglie, quindi ci siamo e sono perfettamente d'accordo. Non entro nel merito delle polemiche di fede, io credo troppo poco rispetto a quello che mi piacerebbe, vado in chiesa 2 o 3 volte all'anno, stimo i milioni di persone che oggi sono a Roma per Papa Giovanni e per Papa Wojtyla, però nel merito della gestione finanziaria e caritatevole di migliaia di miliardi da parte del Vaticano, qualche dubbio mi rimane. Se volete qualche minuto ancora a vostra disposizione degli ascoltatori ce l'ho, perché la bimba nel passeggino si è addormentata. Ah, bene, allora ci aiuta anche lei. Un SMS, Elio da Novara dice: visto che domani Salvini va dalla Gruber, ci sarebbe da fargli una domanda se per caso sa che cos'è il gruppo Bilderberg. Beh, la Gruber ne fa parte. Sentiamo però prima un paio di telefonate. Pronto? Salvini? C'è. Buongiorno, un bacio grosso da una di Montecchio, sono Rosi e sono nella provincia di Bergamasca, ma io vi amo molto. Ho trovato degli amici
diciamo padani veri, dei leghisti veri, ho il sindaco che mi ama e dopo 30 anni di convivenza mi vuole sposare, ma il mio compagno mi ha detto che ci deve pensare. Un abbraccio al compagno, un abbraccio a Montecchio e a tutta la provincia di Vicenza. Un'altra telefonata per Matteo, pronto? 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 Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno, io chiamo dal Veneto. Sì. Lo sa che il prefetto deve arrestare tutti i turisti che sono andati in piazza San Marco senza chiedere di andare in piazza San Marco? Sono andati con le bandiere e con le rose. E il prefetto ha detto sarà difficile riconoscere tutti quelli che erano, ma noi questo lo facciamo un atto penale. E Rocchetta ha detto noi avevamo le bandiere, le rose e siamo liberi di andare dove vogliamo. Io dico noi nel Veneto non siamo clandestini, siamo nella nostra terra, è lui che se ne deve andare nella sua se non le va bene il Veneto. Padania libera. Grazie, un'altra telefonata per le risposte di Matteo, pronto? Matteo e Radio Padania, buongiorno a tutti e sempre speriamo libera più presto. E volevo solo far notare una cosa, noi si sta partendo per il Mozambico per questione di lavoro, le domande per poter entrare in Mozambico devono essere corredate da un casellario giudiziario senza carichi pendenti, firmata direttamente dal procuratore, non dall'usciere o da chi perezzo. Questo è il profondo Africa, cosa vuole per poter entrare. Viceversa, per entrare in Italia, punto di domanda. Poi un'altra cosa, se è possibile, sapere dove si può firmare a Cologno e quando, a chi mi devo rivolgere, perché sono sempre in giro e devo far combaciare, a parte il comune, devo far combaciare un po' i miei tempi. Sì, va bene, grazie. Allora ricordo per chi vuole sapere dove sono i nostri gazebo, il numero di telefono che è lo 0266 234 234, lo ripeto 0266 234 234, lì vi danno l'indicazione precisa, oppure usate internet, andate sul sito www.vieniafirmare.org. Matteo. Partiamo dal fondo. Sì, la battaglia per i 5 referendum è una battaglia che può fare la differenza, perché al di là delle polemiche con Berlusconi noi possiamo mettere in difficoltà Renzi se gli portiamo 500.000 firme per ciascuno di questi referendum, uno che abolisce i prefetti, lo dico alla signora Veneta, questi prefetti inutili, assistiti, fuori tempo, fuori legge, sprecconi, centralisti, oppressori, occupanti, e quindi 500.000 firme e cancelliamo i prefetti. Ci aveva provato Einaudi 70 anni fa, non c'era uscito neanche uno statista come Einaudi. Vuoi mettere che ci riescono quei rompipalle dei leghisti? Piccolo problema, servono 500.000 persone che alzano le chiappe e che vanno o al gazebo, o lo dico all'amico di Cologno, o in comune. I gazebo gratuiti aperti dal lunedì a venerdì che ci sono in tutti gli 8.000 comuni italiani da nord a sud sono gli uffici comunali. E quindi perché i gazebo ovviamente sono fatti da volontari, da militanti e non possono essere in piazza tutti i giorni, io li ringrazio per i miracoli che già fanno, però se ciascuno a Treviso, a Cologno, a Cuneo, a Genova, a Bologna, come a Cagliari, a Roma, a Napoli, a Palermo e a Taranto va in comune, 1 più 1 più 1, alla fine mettiamo insieme 500.000 persone per cancellare la legge Fornero, per regolamentare la prostituzione, per cancellare i prefetti, per riservare solo a chi ha la cittadinanza italiana la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici e per cancellare i reati di opinione, a proposito di chi va in galera per le idee. Quindi sono 5 referendum che possono fare la differenza sulla vita reale, sulla vita di tutti i giorni, sul lavoro, sulle pensioni, sull'immigrazione. Dipende da voi. Noi come Lega vi mettiamo a disposizione questo strumento. Siamo gli unici, non il PD, non Forza Italia, non Grillo. Grillo parla di tanti referendum, ma non ne fa uno. Noi vi mettiamo a disposizione queste 5 armi pacifiche, democratiche, quindi dipende da voi il farcele usare, il farvele usare, il portare a votare 60 milioni di italiani o meno. E sul fatto che per andare in Mozambico occorra portare i carichi pendenti, e invece dal Mozambico per arrivare in Italia basta prendere la prima carretta del mare, poi ti piazzano in un albergo a 3 stelle, lascio agli ascoltatori giudicare. Anche per questo stiamo
lavorando per il 6º referendum che vuole reintrodurre il reato di immigrazione clandestina che è stato appena cancellato. Infatti. Senti Matteo, in chiusura voglio ricordare che a Pontida il 1° maggio, festa dei lavoratori, ci sarai tu alle ore 12 per un pranzo dei lavoratori. Tanto lavoratori, cassi integrati, esodati, disoccupati, artigiani, commercianti, quindi il 1° maggio i sindacati ufficiali e italiani vanno a Roma a fare il mega concerto, a fare i comizi. Noi quest'anno Pontida la trasformiamo in una 4 giorni di festa e di territorio, di lavoro, di riflessione, quindi già vi aspetto a pranzo il 1° maggio sotto il tendone, ci stanno più di 1000 persone e quindi sarà il modo per trovarci, per guardarci in faccia, per capire come andare avanti. E la sera, magari se adesso in chiusura mi mettete un pezzo, posso fare una richiesta musicale da segretario, dai, un pezzo del Davide Van der Spross, magari la ninna nanna del contrabbandiere che adoro e che ascolto da 10 anni, perché la sera del 1° maggio abbiamo il nostro concerto per i lavoratori questa volta, facciamo noi concorrenza alla CGIL, la CGIL va a Roma, noi siamo a Pontida, è gratis, e questa parola in un momento di crisi economica suona bene, e quindi lo ripeto 3 volte, giovedì 1° maggio a partire dalle 8 di sera, gratis, se paga una GOT, e suona non l'ultimo degli arrivati, non Matteo Salvini, non Alfredo Lissoni, non Giulio Cainarca, ma suona Davide Van der Spross, che è appena uscito con un album, e quindi lo ringrazio perché ci mette la faccia, ci mette la voce, ci mette la chitarra. È una cosa imperdibile, perché poi comincerà la tournée da quest'estate, ovviamente a pagamento. Noi come Lega riusciamo a mettervelo a disposizione per 2 ore gratis con le sue poesie il 1° maggio la sera a Pontida. E poi un'ultima cosa che vi voglio anticipare per la domenica, invece per il 4 maggio, che è la giornata che deve diventare una giornata memorabile. Ci sarà anche un gazebo a proposito di Veneto, di Lombardia, di indipendenza, per raccogliere fondi di chi avesse 1, 2, 5 euro da donare per aiutare le famiglie di quelle 24 persone che sono finite in galera, perché ci sono spese legali, ci sono giornate di lavoro perse, ci sono problemi economici, giuridici, e quindi se ciascuno delle tantissime, spero, persone che verranno metterà 1 euro o 2 euro per aiutare queste famiglie, potremo dare una mano a difendere questi 24 patrioti da uno Stato ladro, amico dei delinquenti, che parla di amnistia e di indulto per i delinquenti veri e mette in carcere invece chi sogna l'indipendenza. Quindi spero di essere riuscito a trasferirvi l'importanza di esserci a Pontida domenica 4 maggio come non mai in precedenza, perché siamo soli contro tutti. Ecco, a proposito, a difesa dell'euro e di Bruxelles va da Renzi a Berlusconi e li ha dentro tutti, compreso Grillo, ripeto, parla tanto ma non dice fuori dall'euro, fuori dall'uscita di sicurezza, riprendiamoci la nostra sovranità, torniamo padroni anche della nostra moneta e del nostro lavoro. Quindi soli contro tutti non è facile, ma il popolo leghista, anche i nuovi leghisti che si stanno avvicinando, lo voglio dire ad Andrea e Alfredo, la radio da questo punto di vista è fondamentale, perché c'è tantissima gente che io incontro quotidianamente che non si fidava più della politica, che non votava, che non partecipava, che era delusa, che ha ritrovato l'entusiasmo, la voglia, le idee, la convinzione, la motivazione. Quindi spero che sia veramente una Pontida memorabile, ovviamente intorno a Bossi, intorno a Varoni, intorno a tutti i nostri militanti, ma con tanta gente che magari verrà per la prima volta. Sarebbe per me il regalo migliore. Ecco Matteo, ricordiamo anche domani alle 20:30 appunto a casa di uno di questi indipendentisti arrestati nel suo albergo, il convegno sul volontariato promosso dalla Lega con assessori regionali e anche la tua presenza. Sì, questa è una piccola parte. Io però questa settimana combatto in lungo e in largo, sarò martedì in Liguria, a Sanremo, al Benga, e poi a Mariano Gomensi, a Cermenate. Cerchiamo di essere appunto ovunque. Il 2 maggio sarò in Sardegna, prima ad Alghero e poi a Cagliari, a parlare di lavoro, di futuro, di indipendenza, di euro. Però la data fondamentale è quella da segnare con 6 circoletti rossi sull'agendina, è domenica 4 maggio. Col bello, col brutto tempo, chi se ne frega, dobbiamo far vedere al mondo che ci siamo, che siamo in tanti, come hanno fatto i catalani. Ve li ricordate? Sì. Il milione di persone che si è fatta vedere per le strade di Barcellona.
Ecco, quello ha cambiato la storia della Catalogna, che in autunno farà il suo referendum per la sua indipendenza. Se a Pontida saremo un mare, o ci arrestano tutti, oppure riusciamo a smuovere le acque. Benissimo, grazie mille Matteo, buona giornata. Un abbraccio, buona domenica. E adesso diamo la linea alla regia. L'olio più buono non si
Ok, rieccoci in diretta, Fredo Lissoni, Andrea Ancona. Sono arrivati anche tantissimi SMS. Clara da Sondrio dice: ho visto su YouTube i discorsi di Nigel Forte, probabilmente si riferisce a Nigel Farage, che è un euroscettico, sì, però occhio Clara, perché Nigel Farage ce l'ha a morte con noi, quindi euroscettico a fasi alterne, quando gli interessa. Magari ti consiglierei, c'è anche un sito che è Archivio Padano, lo trovi su YouTube, ci sono un sacco di interventi dei nostri, quindi perché a volte internet può essere un po' un'arma a doppio taglio, c'è gente che si atteggia in un modo, poi nella realtà fa altro. Carla da Vigevano: di quanto accade oggi a Roma non mi importa un piffero, lo dico da cristiana, mi preoccupa lo sbarco continuo e tutto quel che comporta. Allora, infatti, poi chiudiamola qui questa polemica. Domani si saranno già dimenticati tutti di Papa Wojtyła e di tutto il resto, per carità. Questo è un appuntamento importante per la cristianità, non si può fare a meno ovviamente di sottolinearlo. Però passata la festa gabbato lo santo, come si diceva, da domani i problemi ci resteranno tutti sul groppone. Io capisco anche che molti radioascoltatori siano esasperati dall'atteggiamento di Papa Francesco, che indubbiamente fa il Papa, però tutte queste cose di accoglienza, magari va bene, lui sta nei palazzi dorati e di marmo, noi siamo in mezzo alla gente, ci rendiamo conto che non è questione di egoismo, di cattiveria, ma qui oramai siamo arrivati a livello di saturazione. Poi che chiami Pannella o che chiami qualcun altro, ve l'ho detto, lui chiama tutti. So che l'altro giorno ha chiamato anche Andrea, perché Andrea, hai trovato in segreteria una voce registrata che ti diceva: caro Andrea, sì, ho saputo che hai fatto la mozione sugli UFO. Era contento perché Dio in realtà è capace di creare tutto, anche gli UFO, per cui mi ha detto: hai fatto bene. Sì, solo che purtroppo ero io che lo imitavo. Non era lui. No, mi dispiace, ero io, vabbè dai, se vuoi facciamo uno scherzo anche alla radio qualche volta. Poi, fate male a banalizzare il rapporto tedeschi-lager, è più attuale che mai. Allora no, noi non banalizziamo nessun rapporto, torno a dire, per rispetto della storia, la vergognosa vicenda dei lager, va detto che la Germania ha fatto finta di niente. Io vi ho detto almeno fino agli anni 50, il giornale dice fino agli anni 70, ma comunque in ogni caso c'è stata un'omertà, perché i tedeschi giustamente si vergognavano di questa cosa, e devo dire che comunque tanti nazisti che sono scappati in Sud America sono stati impuniti fino alla fine. Se non era per quel grande eroe che Simon Wiesenthal, avrebbero continuato a essere ancora lì. Poi che Berlusconi si vada a incasinare in questo discorso che tiene banco come prima pagina, in prima pagina su tutti i giornali, quando qui c'è la gente che muore, a un certo punto lascia un pochino il tempo che trova, fermo restando che Frau Merkel di fatto ha realizzato un quarto Reich politico-economico che strozza gli altri paesi, ne abbiamo parlato chiaramente ieri, quindi non si banalizza un bel nulla, però non cadiamo nemmeno nella trappola di perderci in polemiche più o meno sterili che sono fatte apposta per distogliere la gente dai veri problemi, che sono il fatto che non si arriva a fine mese perché ci sono politici imbelli. Che dice Andrea? Sì, assolutamente sì. Poi io non credo che Berlusconi non l'abbia detto a caso, l'ha detto con uno scopo, che il suo scopo sia giusto o sbagliato. Secondo me certe cose non vanno toccate, nel senso che il dolore degli ebrei e dei parenti, dei superstiti, insomma, è sacro. Certo, no? Per cui non andrebbero toccati certi argomenti, perché lì è stato un tentato genocidio, vuol dire eliminare completamente un popolo, no? Quindi bisogna avere rispetto di quel che è successo, punto. Io non l'avrei detto, poi che vuoi? L'età avanza. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sono in linea? Sì, ci dica. Ascolti una cosa, signor Alfredo, la figlia di una mia amica è andata a un concerto di Bologna, Sensation White, se ho parlato giusto, sì, e ha detto che c'era la figlia della Boldrini con le guardie del corpo. Vorrei sapere chi paga queste guardie del corpo. Indovini. Infatti, grazie. Torno a dire, sì, la domanda era retorica, ovviamente, si sa benissimo che paghiamo tutto noi. Ecco, però quello che mi fa specie è che in Inghilterra, in Francia, in Spagna i politici possono girare addirittura in bicicletta o in metropolitana, in Italia no, ci vuole l'auto blu e le guardie del corpo. Perché? Perché giustamente se gli italiani, non solo i padani, e questi li beccano in giro da soli, ma sai le legnate, insomma riflettano i politici su perché sono così. E poi tanto per dire, la Boldrini, no, prima di essere ministro, quindi il mestiere che faceva prima, che c'entrava con
l'ONU, con l'ONU, con l'ONU. Ecco, lei era a Lampedusa, ma non in mezzo ai disgraziati mezzi morti che arrivavano, questo prima di diventare ministro, ma era nel migliore ristorante di Lampedusa, a ostriche, caviale, champagne col suo compagno. Quindi non è che da lì ci viene un grande esempio dalla signora Boldrini, quindi la signora Boldrini o qualche orecchione che ci ascolta, amico della signora Boldrini, lo sappia e glielo dica, che è stato visto con prove documentali. Quindi insomma adesso ha scoperto i poveri migranti, prima andava nei ristoranti di lusso. Sì, infatti, no, ma secondo me continua ad andarci. Sì, no, dico, prima ne abbiamo anche le prove documentali. Infatti. 0266203529 il numero per intervenire. Intanto, allora, con santa pazienza sono riuscita a far firmare i 5 referendum, meditate gente, ci scrive Erminia da Vigevano in un sms, altrimenti siamo pronti per le riserve come i poveri indiani, grazie a Bossi e Salvini che hanno salvato la nostra gente. Poi ancora Matteo lo dica alla sinistra e alla Spinelli che i lavoratori stranieri che servono all'Europa, lo scopo è soltanto di portare i salari, anche i nostri, a 200-300 euro al mese, scrive Donatella di Belluno. Una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io telefono da Cagliari. Sì. Voglio ricordare a tante persone un vecchio detto: fai del bene e poi impiccati. Così fece Alfano e compagni che da Berlusconi ebbero tanto, e poi come Giuda che pur di tenere le poltrone lo tradiscono, dicendo di fare qualcosa. Se tutti poi chiudono fabbriche, fabbrichette, negozi, ci sono più gente a casa che a lavorare. Che ne pensate voi? Secondo me c'è poco da gioire. Grazie mille. Grazie. Viva i padani in generale. Grazie, buona giornata. Sì, infatti non c'è proprio niente da gioire, ha ragione il radioascoltatore. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buondì, Sony. Sì, ciao, dici. Allora, il fatto che i tedeschi si ritengano offesi dalla dichiarazione di Berlusconi ce ne può fregare di meno, nel senso che la stessa cosa hanno fatto loro con la famosa copertina di Spiegel quando ha pubblicato gli spaghetti con la pistola, assimilando tutti gli italiani ai mafiosi. Quindi, quanto mi dà tanto, si beccano Berlusconi, se lo tengono caro e stiano zitti. Grazie. Condivido. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Lizzoni sono io? Sì. Buongiorno Lizzoni. Buongiorno. Sono Giovanna di Montichiari. Sì. Volevo dirti una cosa. Sì. L'altro giorno, domenica scorsa è stato, siccome ci sono le votazioni per il sindaco qua a Montichiari, sì. Allora mi abbraccia una ragazza, una persona che fa parte di Forza Italia, e mi abbraccia, le ho detto: ascolta, diglielo al tuo amico che fa cadere il governo invece. Ma noi dice non possiamo, perché se andiamo alle votazioni perdiamo. Ah, insomma, a posto, allora vuoi il voto te, ma andiamo a morire, neanche sotto tortura. Ciao Lezzoni. Grazie. Ah, quindi Forza Italia ha mandato in giro delle belle ragazze che abbracciano tutti. Dove era? Montichiari. Montichiari è un po' lontano. Sì, lo so, Brescia, infatti. E va bene. Poi ancora, signora, lo sa che esistono i patti lateranensi, scrive Mauro, riferendosi ovviamente al discorso di prima sul cacciare i soldi per la Chiesa. Poi ancora, dunque, per il 5 per 1000 inviatemi il codice da dare a Radio Padania o associazioni vicine alla Lega Nord, grazie, ci scrive Adriano, che è un militante della sezione Tiene di Vicenza. E allora, carta e penna, il codice di conto corrente postale è il 37671294, siccome ovviamente non avrà fatto tempo a scrivere, fra 5 minuti lo ripeto, quindi se il radioascoltatore ci sta seguendo ancora prenda carta e penna, perché fra un paio di minuti lo ripetiamo. E poi ancora, è vero, i tedeschi riconoscono lo sterminio solo ufficialmente, ma fra di loro se ne compiacciono. Imparate la lingua tedesca, poi ascoltate i loro discorsi e potrete giudicare. Vabbè, poi ciao ragazzi, l'IRAP viene calcolata sia sulle retribuzioni degli operai sia sul reddito del favore facendo cumulo. A volte capita di avere un reddito basso, ci scrive, e non sapere come fare a pagare l'IRAP sull'operaio, scrive Elio da Novara. Poi ancora,
considerando l'alternanza del genere, questo per i voti da dare, quindi se sono 3 uno deve essere o maschile o femminile, è impossibile fondare il partito dei maschi, ci scrive Roberto Manzoni. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Anna da Verona. Ci dica. Perché non pubblicizzate un pochino anche i 2 per 1000 da dare alla Lega Nord, che sono arrivati in ritardo, cioè non sono assolutamente arrivati i moduli da mettere alle 7:30? Pubblicizzatene un pochino, che almeno qualcuno vi dà qualcosa. Infatti, grazie. Giusto, ha ragione la signora, infatti si può dare 2 Sì, assolutamente sì, nei banchetti qua a Milano stiamo iniziando a dare i moduli, perché bisogna avere i moduli oltre che pubblicizzarlo, quindi di dare il 2 per 1000 alla Lega Nord, c'è l'elenco degli altri partiti, ovviamente uno mette la croce sulla Lega Nord, però anche lì, qui così controllano l'opinione delle persone, perché... certo. Allora il numero di conto corrente per una donazione alla radio è il 37671294, lo ripeto, 37671294. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buona giornata, sono Dino. Sì. Abbassi la radio per favore. Sì. Sì. Ecco, io dico, se Renzi riesce a dare 80 euro agli italiani e che hanno in mano già 1500 euro, no? Io dico che la Lega deve avere il coraggio con Maroni e anche il Piemonte e il Veneto di dare almeno 200 euro ai lombardi, no? Quelli del nord, che hanno la sfortuna di essere o esodati o disoccupati o anche con le pensioni minime, no? Però ci vogliono dirigenti con le palle e forse la Lega non le ha, perché se Renzi è riuscito a dare 80 euro, no, se i lombardi non hanno almeno 200 euro vuol dire che la Lega non ha le palle. Grazie, le rispondo perché la Lega, altro che 200 euro, ha dato 500 euro, ha messo a disposizione per le famiglie più povere che hanno un esodato, devono avere ovviamente determinate caratteristiche. Ricordate una cosa fondamentale, Maroni sta cercando di aiutare i lombardi il più possibile, nonostante i 200 milioni di euro nostri che Roma ci ha tagliato, soldi che noi mandiamo a Roma, che Roma ci doveva ridare indietro e non ce l'ha dato, quindi le riforme si stanno facendo con un ritmo un po' più lento perché Roma ci ha messo i bastoni fra le ruote in questo modo, con la differenza che Maroni piuttosto che gli altri governatori leghisti, se danno i soldi, quando danno i soldi li danno veramente, non fanno come Robin Hood di Fantozzi che ruba i poveri per dare ai ricchi, poi appena il povero è diventato ricco lo deruba un'altra volta, perché gli 80 euro soldi nostri, che perché è un IRPEF che ci viene scippata dallo Stato, i soldi che il buon Renzi ci ha promesso, ce li leva tranquillamente con la Tasi, che quest'anno sarà fortissima, e con tutta un'altra miriade di tasse, perché per esempio soltanto con l'aumento della benzina tutti i prezzi sono cresciuti, quindi Renzi ce ne dà 80 poi ce ne toglie 200, quindi ora capisco il signore di sinistra è tutto gasato per gli 80 euro che vanno a chi prende fino a 1500 euro, ma attenzione perché l'inchiappettata è già dietro l'angolo. La Lega invece quando dà i soldi li dà e basta. No, ma io avrei rispettato veramente il governo Renzi, e Renzi se avesse detto bene, noi tagliamo ad esempio gli armamenti, le spese sugli armamenti, sulle missioni cosiddette di pace, che poi di pace non sono, complici PD, PDL e tutta quella marmaglia, no? Va bene, li avrei rispettati, ma visto che comunque non li prendono da lì, non fanno spending review su quello, ma lo fanno appunto col gettito, quindi i soldi nostri che tornano parzialmente in qualche modo. Allora io non posso rispettare questi 80 euro, ribadisco, poi non dati così, dai 18 ai 25 mila euro di reddito, intanto, cioè, i poveri no. Quelli che hanno già 18 mila euro di reddito annuo lordo, li diamo. Chi non ha niente, disoccupati, c'è, crepino, fa niente. Ma questa è la contraddizione di un governo cosiddetto di sinistra appoggiato dalla destra. Cioè il peggio del peggio ce lo abbiamo qua. È incredibile, una truffa continua nei confronti dei cittadini. Infatti questi 80 euro è vero, come dici tu, perché per esempio ai pensionati non va assolutamente niente, e vi ricordo sono soldi nostri, sono gli 80 euro dell'IRPEF. E poi del pubblico impiego niente, neanche quelli. Cioè, ma voglio dire, ma questa è l'idiozia, no? E poi dice no, perché rilanciamo i consumi, no? Sì, ma rilanci con 80 euro, ma se tu, diciamo, la forbice, il numero di persone che fai beneficiare di questi 80 euro, suoi, oltretutto, no? La riduci molto, tu rilanci i consumi,
può coordinare, dicono 1 milione di persone, io non credo che si arrivi al 1 milione di persone, perché se togli la pubblica amministrazione e fai questo range dai 18 ai 25, le persone sono veramente molto ma molto meno. Le ultime 2 telefonate, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono la vostra affezionata ascoltatrice Silvia da Bologna. Buongiorno. Sì. Senta, no, avevo chiamato per un'altra cosa, ma ne approfitto per controbattere quel signore che forse ha gli occhi foderati di prosciutto, vive su Marte, perché gli 80 euro che vengono dati ai lavoratori dipendenti, e poi non sono tutti uguali perché vanno per fasce di reddito, quindi non saranno, gli 80 euro prenderà soltanto una piccola percentuale, gli altri andranno a scalare, ma a parte questo, che sicuramente si sarà fino al 31 dicembre, ricordo tutti gli italiani, poi non si sa nel 2015 come sarà perché poi è solo una cosa provvisoria, sono tutte compensazioni di partite di giro, perché alla fine poi lei ha ricordato prima l'aumento delle tasse locali, che i comuni saranno costretti a mettere, intanto il comune di Bologna ha messo il 4, per 1000 già sulla tassa sulla casa, quindi già lì una quota se ne va, degli 80 euro per chi è proprietario prima casa. Secondo, il discorso anche dell'aumento, che nessuno ricorda, degli conti correnti, cioè il discorso sulle tasse sui risparmi, cioè dal 20 al 26%, voglio dire, un poveraccio che ha lavorato tutta la vita, si è messo da parte 4 risparmi, non come il PD, gli esponenti del PD di cui Renzi fa parte, che non hanno mai fatto un cazzo tutta la vita, non lavorano, sono politici di professione, hanno solo preso soldi, perché loro fanno sempre quelli, si atteggiano ai galli, capito? Quelli che fanno come dire i perfettini, ma in realtà anche loro non hanno mai fatto un cazzo nella vita, perché hanno sempre soltanto fatto i politici chiacchieroni di professione, vediamo qua in Emilia Romagna. Comunque, a parte quello, voglio dire, c'è anche la tassa dal 20 al 26%, quindi ricordo agli italiani di guardare i vostri conti correnti, se avete dei piccoli risparmi, investimenti, cose varie, e questo è quanto. Ecco. Poi secondo, poi scusi, chiudo la telefonata, il discorso sull'immigrazione, ci doveva essere mezza Italia incassata davanti a Palazzo Chigi a urlare contro il giullare toscano e il suo amico Nullità Alfano, che io mi auguro che prenda con l'NCD lo 0,001 alle europee. È troppo, facciamo meno, è troppo. Grazie, salve, l'ultima telefonata, pronto? Daniele Libera, sono Marco da Alba. Addirittura, parlando con un mio amico commercialista, mi ha detto che questi 80 euro famosi, che io ritengo essere mangime per polli, con i quali un politico vuol comprare il voto sotto elezione degli elettori, addirittura hanno praticamente la possibilità di farli scalare dal trattamento di fine rapporto. Quindi questo qua si vuol comprare i voti della gente usando i soldi stessi della gente. Grazie, buona giornata. Il bello è che questa tecnica l'hanno fatta vedere in qualunque mente, eccetto la qualunque che prometteva i 1000 euro, un film fatto dalla sinistra, tra l'altro, si vede che hanno imparato bene la lezione. Velocemente, allora, Maria ci scrive che a San Pellegrino Terme da martedì 29 si può firmare in comune, e prima di lasciarci con il Renzi la qualunque, il Renzi Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri, poi quando i poveri diventano ricchi li deruba un'altra volta. Andrea, vuoi dire qualcosa? No, io saluto tutti, dico che siamo in battaglia, abbiamo bisogno di tutti, Forza Lega, diamoci dentro per riuscire ad avere un ottimo risultato e raggiungere i nostri obiettivi. E allora, prima di lasciarvi con la bella trasmissione Lombardia Amore Mio dell'amico Alarico Zeni, allora sentiamo che cosa fa il Renzi Robin Hood. Alfredo Lissoni vi ringrazia e buona Padania a tutti. Dia un penny per pietà, sono povero, Chi è? Ma che succede? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Grazie. Mina! Soldi! Guardate qui, guardate che meraviglia! È finita la miseria! Siamo ricchi! Che fa? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Neanche 20 minuti. Vuoi trovare